Cari telespettatori, ben ritornati in nostra compagnia. Anche quest'oggi siamo in diretta in collaborazione con Federcontribuenti. Avete visto c'è il numero di telefono, adesso comparirà anche gli indirizzi e tutto. Abbiamo anche un numero di telefono territoriale locale per la sede di Padova per chi non volesse chiamare quello nazionale, che comunque risponde, vi assicuro, è lo 049 68 51 75. Tema arduo che andiamo ad affrontare quest'oggi, ai noi, e non certo dei più piacevoli, ma viene già il moto di stomaco, è quello dei tributi, della riscossione dei tributi, delle tasse che tutti quanti noi, anche prima di nascere, solo concepiti, dobbiamo versare allo Stato. E non ci sono segnali veri e propri di diminuzione, perché poi ne abbiamo parlato anche i giorni scorsi con altri ospiti in altre tematiche. Quello che non sembra un tributo dovuto in realtà alla fine è come se fosse una tassazione. Balzelli da tutte le parti. Prospettive da questo documento di economia e finanza potrebbero essercene, però in realtà non abbiamo ancora alcuna certezza. Molti proclami, noi adesso lavoriamo sui dati di fatto, su situazioni che purtroppo si sono già andate a consolidare e che devono trovare una risoluzione. Di fatto le persone vivono in uno stato di apprensione, di ansia, di angoscia, affrontano questo problema della fiscalità invece che come un pagamento di servizi ricevuti, come un aggiogo che viene dallo Stato nei confronti dei cittadini, ma non dovrebbe essere così. Gli imprenditori lo vivono ancora peggio, naturalmente, molti poi in particolare si trovano stretti con il cappio al collo, ma non mettetevelo il cappio al collo, la soluzione c'è sempre. E allora, supportati dai nostri esperti che vi presento, vediamo di sviluppare questo tema odierno. Avvocato Alessandra Bottura, delegata di Federcontribuenti Verona, ben arrivata qui con noi. Grazie, buongiorno. Di aiutarci in queste situazioni non certo piacevoli. Poi abbiamo Mirko Gomiero, dottore commercialista, che è un consulente di Federcontribuenti, sì, grazie anche a lei. E poi Mauro Biolcati, imprenditore con delle vicissitudini che adesso ci andrà anche a raccontare, vero? Ben arrivato. Buongiorno anche a lei. Io direi di incominciare, cominciamo con lei, visto che il tema comunque fisco, sì, dopo riguarda anche aspetti, è la sua materia. È un periodo, comincia il periodo caldo, uno degli ennesimi periodi caldi, ormai è tutta una scadenza, diciamo, detto così, in maniera semplicistica. Diciamo che noi tutti i giorni abbiamo a che fare con i contribuenti, chiaramente, per l'attività che svolgiamo di studi commercialisti, però onestamente cominciamo veramente a non sopportare più neanche noi il lamentare delle persone, perché la mole di burocrazia che ormai c'è nel nostro paese è veramente a livelli insopportabili. Abbiamo una serie di dichiarazioni e adempimenti da svolgere che ormai ci occupano l'imprenditore e lo distraggono da quella che è sostanzialmente la sua attività principale, perché poi chiaramente c'è anche lo spauracchio della sanzione, la paura di non aver fatto tutto secondo le regole, e quindi alla fine una persona che dovrebbe essere, diciamo, impegnata soprattutto nel cosiddetto core business, alla fine si trova invece a dover seguire adempimenti, pagamenti di balzelli e quant'altro, insomma. Questa è un po' la situazione che... Voi stessi avete difficoltà a riuscire a seguire tutto? Beh, soprattutto nei periodi sì, in cui ci sono cambiamenti continui di normative e aggiornamenti di normative che alla fine ci sono delle norme che restano in vigore qualche giorno perché poi dopo il Ministero o qualche altro ente che l'ha emanata va a correggerla, va a sistemarla, e quindi capisce che si fa sempre un lavoro, diciamo, di tamponamento, non è mai un lavoro di... una persona non ha la possibilità di fare la previsione, non ha la possibilità di fare un lavoro a lungo periodo. Bravissimo. Allora, come può lavorare un libero professionista, un cittadino, un imprenditore, eccetera, se non riesce a programmare il proprio futuro neanche per idea, perché abbiamo visto anche i piani pensionistici, uno pensava di avere un certo tipo di pensione, si era fatto delle prospettive di vita, ha cambiato tutto, i giovani neanche ci hanno anche rinunciato proprio, alcuni hanno rinunciato a cercare lavoro, altri proprio a pensare al proprio domani. Questo non è un presupposto per costruire una società, ma anzi per lasciarla andare al suo destino. La domanda sembrerebbe una domanda retorica, diciamo così, però io penso che soprattutto, almeno qui in Veneto, la nostra proverbiale capacità di adattamento e comunque come dire, di cercare di essere ottimisti e di avere sempre il coniglio da tirare fuori dal cilindro, per ora ci ha salvato, insomma. Però è logico che adesso la crisi che stiamo vivendo, soprattutto crisi finanziaria, ci sta mettendo effettivamente in ginocchio. Quindi non riscontra lei dati alla mano con i clienti delle riprese, una ripresa? Per ora no, sinceramente, per quello che è la mia visuale.
Diciamo che le imprese che attualmente stanno relativamente bene o comunque riescono ad affrontare la crisi sono le imprese che lavorano ad esempio con l'estero, cioè le imprese nelle quali praticamente l'incasso è quasi certo o comunque è a scadenze che vengono rispettate. Per quello che riguarda invece l'attività commerciale o comunque industriale, per quel poco che è rimasta in Italia, il calo è continuo, è continuo. È ovvio che si spera che le cose prima o poi si sistemino, insomma, questo perché si possa rimettere in moto il volano dell'economia, che chiaramente quando le cose ripartono in un settore, poi si spera che insomma ad ingranaggio ripartano anche tutti gli altri. Avvocato, lei che cosa ravvede? Ci sono anche delle situazioni controverse che si vanno a creare, poi vedremo anche le problematiche concrete. Sì, il periodo diciamo che è molto brutto. In molti anni di libera professione non mi è mai capitato di vedere clienti che piangono in studio e questo succede. Arrivano magari persone sotto pignoramento di istituti di credito perché hanno avuto prestiti a cui non hanno saputo far fede al pagamento delle rate e la banca procede senza pietà, inizia prima con il blocco dei conti correnti, se trova prende dai conti correnti, successivamente se ci sono immobili pignora l'immobile, l'immobile va all'asta e la famiglia molto spesso, l'imprenditore soprattutto se piccolo ha dato in garanzia l'immobile familiare, la famiglia rimane senza abitazione. Questo spesso, e com'è difficile per l'avvocato far capire che rimarranno privi di abitazione. Mi è capitato proprio un caso indirizzatomi da Federcontribuenti in cui ho dovuto spiegare, lei se ne dovrà andare, ma io ho 3 figli minori, mi diceva, non conta la tutela del minore. No, in questo campo la tutela del minore non conta perché il minore è tutelato nel diritto di famiglia, per esempio, quando ci sono problemi tra i genitori, ma non è tutelato per esempio nella fase dell'esecuzione forzata, che è una fase processuale particolarmente veloce e snella e quindi la famiglia dovrà uscire. Se non ha un'altra abitazione i minori rimarranno senza abitazione. Com'è difficile spiegarlo? Questa è una fase perché gli istituti di credito stanno incassando il più possibile diciamo scoperti di conto che avevano concesso, ora richiedono di ritornare con interessi altissimi e Federcontribuenti fa anche la sua parte in questo. Poi c'è la fase invece fiscale, cioè quella che riguarda l'esecuzione da parte di Equitalia che provvede a incassare i crediti di tutti gli enti pubblici, quindi non solo dell'Agenzia Entrate, dell'INPS, dell'INAIL e anche dei comuni. Anche per esempio le multe che si prendono per le contravvenzioni stradali, a tutto provvede Equitalia. E Equitalia diciamo che è la fase finale di ogni procedura tributaria o previdenziale non pagata e interviene in fase esecutiva e quindi anche Equitalia interviene con il blocco dei conti correnti e poi eventualmente se trova in camera quello che trova, interviene con l'asta delle abitazioni dopo che sono state pignorate. Fortunatamente a fine settembre è intervenuto il legislatore vietando nella sostanza, anche se la norma non è così chiara come pubblicizzano i giornali, che la prima casa di abitazione possa andare all'asta per debiti che non superano i 120.000 euro. Molte situazioni sono state salvate, però ci sono le pregresse situazioni per cui l'immobile rimane ipotecato, cioè se il cittadino dopo un certo numero di anni desidera venderlo, il notaio quando rogiterà l'atto troverà l'ipoteca di Equitalia. Però posso fare un intervento su questo punto? Secondo me non si è mai fatto questo ragionamento sul discorso ad esempio della normativa per non far sì che venga intaccata la prima casa, perché ad esempio quanti sono i piccoli imprenditori che per iniziare un'attività chiaramente hanno come unico bene la casa e quindi la ipotecano per avere quella scorta di denaro per iniziare un'attività. Ecco, in questo caso una normativa ad esempio che vieta l'aggressione alla prima casa implica, c'è l'atto positivo però c'è anche l'atto negativo, cioè implica che alla fine tantissime persone che hanno delle piccole attività non avrebbero più accesso al credito. C'è anche questo aspetto qui da considerare, che non viene mai esposto. Ma può essere che, non so, una persona metta come priorità se ha una seconda casa o quant'altro? Certamente bisogna fare così, però chiaramente allora molte persone che hanno delle piccole attività, le classiche botteghe e quant'altro, si trovano improvvisamente a non poter più esercitare la loro attività oppure non se ne aprono meno. Quindi anche questo è un freno, a mio avviso,
ad un'eventuale ripresa, perché in qualche maniera, insomma, visto che c'è questa stretta creditizia, se mettiamo anche questo ulteriore paletto, così in maniera, diciamo, breve, bisogna trovare qualche altra alternativa. Cioè, il problema è sempre, come dire, la famosa coperta nell'economia che è sempre troppo corta. Cioè, o ci si scopre i piedi o ci si scopre la testa, però bisogna sapere, il politico, comunque chi gestisce la cosa pubblica, deve sapere dove posizionarla al punto giusto. Per Quindi non secondo lei c'è danni. anche una mancanza di leggi adeguate a quella che è la situazione reale Sì. dell'impresa? Direi di sì, Cioè, perché lei lo dice tanto commercialista quanto all'avvocato che lavorano concretamente. Facciamo questo esempio che diciamo, è già stato argomento di discussione, per esempio, con miei colleghi. Il problema della pignorabilità e quindi diciamo, della possibilità di vendita all'asta della prima casa. Allora, con la legislazione di fine settembre il governo ha posto un freno alla pignorabilità di diritto pubblico, cioè qualora sia Equitalia che agisca per i crediti dello Stato, quelli nominati crediti d'imposta, crediti dell'INPS, multe, contravvenzioni, crediti dei comuni, quindi da imposte comunali, ICI, IMU. Però questo freno alla pignorabilità della prima casa, bisogna stare molto attenti, non esiste qualora il debitore procedente sia un privato, cioè una banca, per esempio un creditore normale. Ecco chiamiamolo vulnus, un buco che vedrei nella legislazione, perché forse sarebbe il caso di dire: tu puoi iscrivere ipoteca, che è un titolo di garanzia, quindi sei comunque garantito dalla possibilità di iscrivere ipoteca se un piccolo imprenditore, non lo so, a motivo che non riesce a pagare i fornitori, chiede un prestito alla banca o a un altro cittadino, il quale pone ipoteca sull'immobile. Però tu non potrai vendere l'immobile perché costituisce solo una prima casa di abitazione. Quindi il vincolo alla possibilità è molto, cioè è bene che si sappia questo, perché vedo la confusione in cui i clienti arrivano in studio. Il divieto di vendita all'asta è stato stabilito solo per i crediti di diritto pubblico. Lo Stato a fine settembre, con questo decreto, diciamo, mi sembra quello del fare, ha posto questo limite, ma non è stato cambiato il codice civile. Il semplice creditore, la banca, la finanziaria che presta, il vicino di casa che ha prestato, non so, la cassa artigiana, questo in caso di mancato pagamento può sempre procedere sulla prima casa ponendola all'asta in base alle norme ordinarie. Queste non sono state cambiate. Io vedo la confusione e il terrore sulle facce dei miei clienti quando mi dicono: ma è una prima casa, non può procedere. No, solo per i crediti dello Stato, vero? Lo Stato qui diciamo che si è ben comportato, ha ritirato la mano, almeno ha salvato un bene primario come l'abitazione, sempre nei limiti dei 120.000. Però non nei casi dei privati. Ma i privati possono ancora procedere, quindi la banca può ancora pignorare la prima casa. Privato alla banca, poi sostanzialmente. Sostanzialmente sì, perché ovvio. è difficile. Altri privati ora che arrivano a sentenza. È difficile, esatto, che il cittadino normale presti, diciamo, al vicino di casa somme consistenti. Di solito sono banche e finanziarie in generale, leasing, c'è tutta una categoria di prestatori di denaro che ancora possono procedere. Quindi qui attenzione. Allora, daremo anche altre attenzioni. Voglio sentire un po' cosa ne pensa alla luce della sua esperienza. Lei è un imprenditore. Che settore? Mi occupo di sicurezza. Ci racconti un attimo la sua storia, che così riusciamo... non basterebbe una trasmissione. Insomma, la faccio molto breve. Sì. Allora, c'era il governo Prodi, dice: inventate un nuovo tipo di professione. Io invento questa nuova professione, arriva il Ministero del Lavoro, mi dice che dovevo fare dei contratti diversi. La professione sarebbe? Se è uomo di fiducia, security e portiere. Non esisteva nessun contratto di lavoro, faccio dei progetti. Il Ministero del Lavoro mi boccia queste cose, mettendo multe quello che è, quant'altro. Ho dovuto applicare un contratto che era superiore, cioè il contratto, il dipendente mi costava in maniera superiore rispetto a ciò che io potevo andare a chiedere al cliente. Cosa succede? O pago l'IVA o pago i dipendenti, due era una cosa. La strada era obbligata. Per non lasciare a casa 32 dipendenti sono arrivato ad averne 45. Quindi un'azienda bella consistente. Esatto, con clienti ottimi anche. Ho deciso di non pagare l'IVA a uno Stato canaglia. Però quando poi hanno riconosciuto la figura professionale,
gennaio 2013, mi sono presentato a Equitalia e ho detto io voglio pagare. In quel mentre il governo Letta aveva detto che nel governo, infatti nel provvedimento del fare che non si fa mai in Italia, del fare che in Italia non si fa mai, bisogna precisare questo perché un imprenditore è diverso, cioè il politico dovrebbe fare veramente l'interesse del cittadino, cioè dello Stato che siamo noi, invece non fa mai l'interesse di colui che veramente gli paga lo stipendio. Ecco, è una cosa che devono riflettere. Io sono andato a Equitalia e ho detto voglio pagare in 120 rate come c'è descritto nel decreto del fare. Non esistevano le 120 rate. Allora, con la Fede Contribuenti abbiamo chiamato la stampa di mezzo paese, sono arrivati, ho fatto un macello che non finisce più, siamo arrivati all'accordo di 72 rate, ma nella stessa serata, nella stessa giornata alla sera, sono andati a domandare al Ministero come mai non c'erano le 120 rate, già proclamate da Letta a settembre del 2012. Del 2012. Succede, cosa succede? Che si scopre che non c'erano decreti attuativi, perché vedi in Italia non si fa una legge, cioè in Italia si vive di norme, non di leggi. Cioè si vive in maniera anticostituzionale in Italia e l'imprenditore italiano che sta in Italia, che lavora in Italia e fa il benessere per il paese italiano, bisogna che il Presidente della Repubblica ogni mattina si alza e passa casa per casa di questi imprenditori e gli dà una medaglia. Perché lui lo stipendio che ha a fine mese è grazie a quegli imprenditori e ai suoi dipendenti di quegli imprenditori che lavorando sodo, e ce ne sono tanti di onesti, pagano le tasse e pagano gli stipendi. Perché io quando mi sono presentato davanti a Equitalia non mi sono presentato come evasore, perché io ho dichiarato tutto nelle mie dichiarazioni. Quando io ho fatto le dichiarazioni dei redditi ho dichiarato tutto e non ho pagato, ma non è che non ho dichiarato. Certo. Io sono andato lì, oggi posso pagare e mi chiamo pagatore. E quando lo Stato mi impedisce a me di pagare, fa un danno a tutti. Quando il funzionario, parlavo prima con l'avvocato, impedisce a un cittadino, un funzionario di qualsiasi ente pubblico, di pagare, di onorare il suo debito quando lui si chiama pagatore, fa un danno non all'ente che deve ricevere il denaro, ma a tutta la collettività. Ricordatevelo bene. E qui, e lo ripeto, ve l'ho detto prima e lo dico qua pubblicamente, degli avvocati e dei commercialisti, se avessero il coraggio di intraprendere una strada sia a livello penale che a livello costituzionale, potrebbero comunque denunciare l'incostituzionalità di questo sistema. Perché il cittadino, lo Stato, se un funzionario che gestisce la cosa pubblica, faccio mia, dell'avvocato, del dottor commercialista e sua, facesse il suo lavoro, darebbe la possibilità al cittadino di pagare, perché così non fa danno alle casse erariali dello Stato. Perché lo Stato sono io e lei. Assolutamente. Sono i telespettatori che ci ascoltano. Dobbiamo imparare questo. Non è Giorgio Napolitano lo Stato. Lui è una persona eletta che fa il presidente, che dovrebbe essere cosciente e saggio di gestire la cosa di tutti. Chiarissimo. Detto questo, facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. Riflettete su quanto è emerso, quanto abbiamo detto, anche le vostre situazioni personali, poi se volete telefonare ci vediamo tra pochissimo.